Arrivava la pasta di Terme, la commercializzavano, questi fecero pure gli stabilimenti, poi diventò una cosa enorme col ciclo chiuso produttivo in America e oggi è la Grezza è quella che comprò la Barilla per 2 o 3 anni a cavallo degli anni '80 quando ci fu la grande crisi della pasta in Italia. Questo per dire, a quel punto, non essendoci più le esportazioni, tutto finisce, si riduce, il mercato interno è frazionato, perché in Sicilia avevamo grande tradizione, ma una produzione molto frazionata, c'erano parecchi stabilimenti, c'erano circa 330 in Sicilia negli anni '50 ancora. Lo Stato non aiutato, i costi di trasporto erano enormi, di contro nelle regioni dove non c'era tradizione i produttori erano pochi. A Parma c'era Barilla, io ho le lettere conservate di Pietro Barilla che scriveva a mio nonno: mandami un pochettino di semola per piacere, e ogni giorno c'era un vagone da mandare a Parma. Non possedevano nemmeno mulini, avevano soltanto 2 presse negli anni '60, mentre qua a Termini Imerese nel nostro stabilimento c'erano 8 presse. Noi facevamo 1000 quintali al giorno, solo noi, poi c'erano gli altri stabilimenti, erano 7 ancora in quel periodo a Termini Imerese, e facevamo 1000 quintali di pasta e loro ne facevano 80. Queste erano le proporzioni. Negli anni, quasi negli anni '60, era quella la situazione. Finito tutto improvvisamente perché la politica non ha aiutato, non abbiamo avuto le infrastrutture, non c'è stato niente. Io ricordo, piccolino, un ragazzino, quando usciva un camion nostro che doveva andare verso Napoli, nel Lazio, mio padre lo guardava e gli diceva a suo fratello: qua perdiamo 20 milioni. Questa era la situazione. Non si poteva. Quelli lì sopra avevano tutta l'Europa vicino, avevano le autostrade che funzionavano. Qua arrivare da Termini Imerese a Messina, si erano mangiati tutto. Quella era la situazione. Quindi questo nasce. Pur non di meno, proprio nel 1960, in una data diversa rispetto a quella che ho messo nel libro, gli ultimi si riuniscono, tutti insieme. La promuove il mio nonno materno, seguito da un giovane industriale di Termini, oggi ha 84 anni, che lo sostiene in questo. In buona sostanza si capisce che c'è questa situazione per la quale bisogna diventare ancora più grossi per fermarli, perché quelli stavano crescendo e non avevamo più possibilità di vendere. Si deve fare questo stabilimento, deve essere lo stabilimento più grande del mondo. In quel momento ci sono i progetti fatti dalle officine Pavan italiane in Veneto e dalla Svizzera Buhler. Questi progetti sono fatti, dovevano tutti produrre con i rispettivi brand in relazione alle quote sociali che prendevano. Dove si rompe tutto? Quando si siedono al primo consiglio di amministrazione, e ora chi comanda? Questo è mio nonno materno, il papà di mia mamma, dice nessuno di tutti noi. Ma lui era uno che aveva studiato fuori, aveva studiato economia fuori dalla Sicilia, già aveva un'altra visione. Chiediamo alla Bocconi, vediamo chi è il miglior lavoratore e lo facciamo venire qui come amministratore, risolto il problema. Tutti dissero no, tutti. Anche la mia famiglia disse no. Per fortuna non fu mio padre, fu un cugino di mio padre. Disse no. Sono andati avanti tutti così. Si è provato a fare degli stabilimenti grossi, la mia famiglia l'ha fatto, ma era insufficiente. Anche perché già era troppo tardi per vincere la concorrenza di chi era già diventato il pastaio più famoso d'Italia. Non si poteva fare più, perché in quel periodo bastavano pochi anni e tutto cambiava. Ciononostante Barilla per qualche anno ha venduto l'azienda agli americani. Questa è la storia, diciamo, vera, che è scritta. Scusa, mi hai fatto venire un flash così, andando indietro nel tempo, cioè noi
sappiamo tutti che la Sicilia era sì, infatti il diciamo la granaio, seta, parlavamo il anche delle granaio essenze, d'Italia. non è solo la seta, l'essenza e la pasta. Poi è sparita C'era questa un'azienda cosa, del no? La genere. Sicilia è stata quella che è stata abbandonata dopo che siamo stati conquistati nella guerra di conquista che hanno fatto i savoiardi in Sicilia e nel regno delle due Sicilie. Ma la stessa cosa, più o meno la stessa dinamica di un nord facilitato e dal punto di vista bancario e dal punto di vista delle infrastrutture e dal punto di vista proprio organizzativo strutturale, la stessa cosa che è successo un po' ai Flori e ai Rubattino. Stessa storia. Esattamente la Strade stessa, uguale. riportata 50 anni prima quando fecero saltare l'impero dei Florio e ora che le industrie siciliane pastare sono diventate Sono saltate in quel periodo ed è lo stesso periodo in cui andava a scemare la fortuna dei Florio, Sì. Loro un poco prima, Però noi questo eravamo non, lì. non accade per caso, secondo me, ecco, questa era la notazione. Sono d'accordo. Non è un caso, ma è una precisa volontà, certo, volontà politica. politica centrale di favorire Però anche noi insomma non il abbiamo nord fatto molto come rispetto persone. all'economia del sud, cioè si drena al sud e si porta al nord, come abbiamo visto con le banche nostre, che non abbiamo più banche siciliane, credito siciliano, Banco di Sicilia, eccetera, e siamo tutti Dipendenti da. con varie strutture nordiche. Questo significa una cosa anche, che la classe dirigente politica siciliana, che avrebbe dovuto difendere l'economia siciliana e fare sentire la propria voce nei vari luoghi deputati, Camera, Senato e altrove, soprattutto l'altrove, se n'è fregata. Questo è una cosa che fa pensare molto, perché c'è uno scollamento totale tra quello che la Sicilia poteva offrire, la capacità dei propri imprenditori e la cosiddetta classe politica dirigente che non gli ha non solo favorito ma ha consentito la valanga degli altri. È un punto che vorrei capire se c'entrasse per caso così qualche interesse diverso. Per cui dando una piccola mazzetta a qualcuno di grosso, ecco, questo si è venduto o si sono venduti in tanti per fregare il sud. No, personalmente non credo si arrivi a tanto, che comunque c'è stata una scelta di politica industriale che ci ha penalizzato, quello non ci piove, è questa la verità. Di contro i nostri imprenditori di tradizione, perché non lo sappiamo oggi, l'imprenditore siciliano che cosa era? L'imprenditore siciliano era il fratello di Vincenzo Florio, quello si dedicava alle macchine, persone che non erano abituate a chiedere nulla e nulla si poteva a loro chiedere. Cioè, una volta il re disse ai Florio: voi non potete avere più navi della Reggia Marina. Florio disse: va bene maestà, noi non le avremo. Si fece costruire una nave dentro l'ufficio, ne aveva tante quante ne aveva la Reggia Marina. Questi erano i tipi, è giusto. Ho un ricordo, ecco perché non credo, loro resistevano bene, non avevano paura. Io ero piccolino ed ero alle scuole elementari, si sentì un botto tremendo nella città. Mio padre era un tipo che non andava mai nelle scuole, io non me lo ricordo mai, ed l'ho visto solo una volta. Quando ci fu questo botto, ero alle scuole elementari, entrò nella classe, mi chiese permanesse, non gli chiese nemmeno il permesso è una visione. E gli avevo messo una bomba nella fabbrica e gliel'avevano scoperchiata. Questo rientra nella norma di quella che era il sistema, ma non esiste nulla le mazzette non ci sono state per la scomparsa dell'imprenditoria siciliana. Non con voi, con i politici. Ma nemmeno, non credo.
Allora, No. allora abbiamo Io ho